occasione nel corso della nostra vita che per mera fatalità sono volute e vissute senza volerlo. In Sicilia, una meta vacanziera di moda come tante altre, è la località di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Ogni anno, per la mia famiglia, è stato un obbligo soggiornare in quel contesto, anche per un solo giorno, per assaporare l'aria della vacanza e tuffarsi nel mare turchese. Respirare la vacanza, dimenticare il lavoro e ogni impegno, vedere altra gente fino a tarda sera con le stesse finalità, pensare al divertimento, rilassarsi, sorridere e gustare i genuini sapori siciliani. Ideare e preventivare un soggiorno di molti giorni per trascorrere e scoprire la mentalità e il modo di vivere delle persone locali con quella quotidianità non da ospiti, ma da abitanti. Così è stato un anno fa, poter trascorrere un breve periodo di vacanza pensierato e tranquillo da raccontare e far sorridere chi legge. Tutto questo è iniziato con la mediazione di un simpatico amico che mi offriva questa possibilità e parlava sempre continuamente di un posto di mare tanto ambito, la spiaggia che si trova a San Vito Lo Capo, molto estesa, un grande arenile che ha una lunghezza di oltre 3 chilometri. La bianchissima sabbia bagnata da un mare limpido in cui tuffarsi, un paese incastonato tra la parete rocciosa della piana dell'Egitarso e l'altro promontorio di Monte Monaco, un mare dai colori indimenticabili che invogliava a desiderare l'inizio di un breve viaggio per scoprire quanto di bello offriva questo angolo di Sicilia.